si va a concludere anche questa seconda giornata. Stefano Testoni con un omaggio qui a raccontarvi queste prime emozioni e già proiettati a domani, ma prima c'è una sfida che vede l'attuale primatista Marco Polo contro un conegliano che cercherà lo sgambetto. Numeri proprio per il fischio d'avvio si parte con il vecchiuzzo. Aspettiamo il fischio falloso, attenzione ad Urio per il baby. Sentiamo anche Urio, il tiro e gol! Fabrizio Urio da distanza siderale trova lo spazio giusto che non dà scampo alla giovane Zanatta. Marco Polo dopo 2 minuti e 32 avanti 1-0. un grandissimo gol questo di Fabrizio Urio, la gamma non... Imamovic la rincorsa lunga, vediamo se va a calciare, sì, ma trova un attento Baratelli. attende l'arrivo del compagno. Nicoli apre la parte opposta per Imamovic, vuole prendersi il pallone, lo recupera in un secondo momento il numero 10 di Marco Polo, ma la giocata, l'apertura per Nicoli che va sul fondo, in mezzo un pallone, ancora Favaro, lo prolunga avanti per Fatmir Osmani che cerca di penetrare nella difesa del conegliano, poi Favaro si prende il pallone, Favaro va sul destro, calcia e Tereullo. 4 i falli che ha già commesso la formazione, attenzione Favaro sul De Battista si accentra, lascia Callegari sul fondo, Zanatta lì comodo, per il suo primo pallone, è rimasto in panchina per 15 minuti, probabilmente non è meglio delle condizioni, palla buona per il 19 Candela sfera, siamo dall'altra parte con Imamovic che salta in direzione, Imamovic spara direttamente addosso ad Azzalin che si è messo nel posto giusto al momento giusto, cerca di uscire, Scantambulo, ce la fa, ci dice, serve Bellomo, il raddoppio del Marco Polo con il sinistro che taglia il campo e va ad infilarsi sul secondo palo, l'esperienza del numero 4, Eric Rivis, Bellomo. E l'abbiamo vista l'intensità messa in mezzo al campo per riconquistare quello di Eric Bellomo. Imamovic intanto si riprende il pallone, serve dalla parte opposta di Imamovic, si è passati da un quasi 1-1, attenzione però al Marco Polo che attacca ancora e passati dal quasi 1-1 al 2-0 firmato Bellomo, palla lunga per Osmani che va via, Osmani forse indicazioni suoi, prova ad andare via Favaro lo scambio con Mossin il tiro direttamente però sulla pancia. De Battista e Urio intanto sul punto di battuta, ma è Urio a scambiare con Bellomo, Urio la finta e il tiro. Col mancino alla fine il pallone termina. Bastos va via sulle corsia, un 3 contro 2 con Bastos che va sul fondo della parte opposta per Mossin, Baratella. Non abbiamo capito cosa sia successo. Ma Zanin non ha proprio reagito bene, mi sembra di aver visto il 3 del Marco Polo, però da qui insomma posso dire di tutto. No, c'è un rosso diretto per chi? Per un giocatore dell'Atletico Conegliano. Viene espulso, sì, il numero 3 Zanin, espulso anche lui, espulso Bastos ed espulso Zanin. Vediamo intanto in quanti staranno in campo, quindi giocheranno in inferiorità numerica per 19 secondi più 1 minuto e 41 nel secondo tempo. È entrato Sponga, Mazzoccoghino, il tiro, il pallone che resta lì e poi se lo prende Azzalin in avanti recupera Callegari, un break allora Callegari per Scantamburlo e Sponga che dice di no e poi palla su che è costretto a indietreggiare, regala la palla a Imamovic, va via Imamovic, Osmani intanto per Nicoli, Favaro, l'imbucata per Nicoli, ottima la giocata e ancora Ella che apre il braccio, palla avanti per Bellomo contro Sponga, Bellomo Scantamburlo, più dentro Nicoli.
Attenzione perché è riuscito anche... Attenzione palla per Bellomo, e comunque Nicoli, lo scambio con Cardellicchio che lascia sfidare a Mazzocco Gheno che avanza, a spazio di avanzare Mazzocco Gheno, va sul fondo, Baratella poi nella sua area, nella sua metà campo con il pallone, lo regala però all'avversario che va a calciare ma trova ancora una Osmani per Mazzocco Gheno si fa vedere la proposta Messin che prende il pallone, lo scarica per il gol che riapre la sfida. Messin, il numero 6 al gol numero 11 in stagione, trova il sinistro perfetto a 10-24 alla fine per rimettere. Mossin, qui sicuramente le squadre stanche, attenzione Scantamburlo e la risposta di Spong. Presente Baratella lungo per Bellomo, esce Spong, arriva Bertiato e poi il numero 9 Bertiato. Si rimane sottofondo le proteste di tutti i tifosi. Molto British, ancora 0 falli in questo secondo tempo e poi un'infrazione, un fallo. Imamovic per il numero 19 nel parquet della Belle Beauté, ma soprattutto bella la palla per Boygan in finale dell'Antenor Sport Padova. 40 secondi Imamovic, Mazzocco Gheno resta in campo dei piccoli tra i pali, tenta il tutto per tutto mister Sanson e poi il Marco Polo. Imamovic 5 secondi, attenzione al tiro sul secondo palo, questa ultima azione poi andrò in campo a fermare e in attesa tua qua Baratella, va a calciare e trova anche il gol che chiude la partita, il tiro è arrivato prima alla sirena, il gol dovrebbe essere valido, il tiro è arrivato prima della sirena, Baratella MVP, punto, vado giù. Adesso ci vediamo in campo.